Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli in apertura del nostro notiziario. Il caro bollette che travolge sempre di più i piccoli imprenditori, in particolare in difficoltà sono i commercianti della provincia di Udine. Sempre più si notano le serrande abbassate nella provincia e di chi non riesce proprio a far fronte ai rincari dell'energia. A fare un'analisi è stata la CGA di Mestre. Sentiamo. L'emergenza sanitaria e poi il rincaro del bollette hanno avuto un effetto negativo sulle categorie produttive. A essere penalizzati in particolare gli artigiani e i commercianti, che in Friuli Venezia Giulia sono diminuiti complessivamente di 304 unità dal confronto tra la media del 2021 e 2020. Se gli artigiani hanno subito una contrazione contenutissima, pari a 17 unità, molto significativo è stato il tonfo dei commercianti. Il numero complessivo è sceso di 287 iscritti. Quella del piccolo commercio è una lenta agonia che sta impoverendo sempre più anche i centri storici e le periferie di paesi e città del Friuli Venezia Giulia, che vedono aumentare a dismisura il numero delle botteghe e dei negozi sfitti. A elaborare i numeri è stato il centro studi della CGA di Mestre. In Friuli Venezia Giulia la pandemia ha penalizzato soprattutto il piccolo commercio. Allora abbiamo evitato il peggio grazie agli aiuti. Ora dobbiamo sostenere queste piccole attività, pagare le bollette, altrimenti chiuderanno per sempre tante botteghe artigiane e piccoli negozi di vicinato, rendendo meno vivibili e più insicure le nostre città. Bisogna intervenire subito, non possiamo aspettare altro tempo. A livello provinciale, in termini percentuali, la situazione più critica si è verificata in provincia di Udine. Dal 2021 al 2020 sono 147 i commercianti udinesi che hanno gettato la spugna e 141 gli artigiani che hanno chiuso le serrande. Anche la grande distribuzione organizzata è in grosse difficoltà e non sono poche le aree commerciali al chiuso che anche nella nostra regione presentano intere sezioni dell'immobile precluse al pubblico perché le attività presenti precedentemente hanno abbassato definitivamente le saracinesche. Non credo che in un contesto completamente diverso il PNRR sia qualcosa di religiosamente intoccabile. A dirlo è il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, incontrando la stampa a Bruxelles, Massimiliano Fedriga. Penso che i pilastri devono rimanere così come sono, anche spiegato. Penso però che alcune correzioni si possono proporre all'Europa, sicuramente legata all'emergenza energetica, all'approvvigionamento di materie prime, alla capacità quindi di autosufficienza del sistema europeo nelle filiere produttive. E proprio a causa del caro energia cresce anche la povertà nella bassa friulana in particolare. La conferma arriva dal numero di pacchi spesa che vengono consegnati a famiglie italiane, ben 245, e ucraine, 95, dai volontari della Croce Rossa di Palmanova. E c'è un appello, se c'è qualche generoso, serve latte. Sentiamo. 245 famiglie di italiani seguite e da febbraio ci sono aggiunti anche 95 nuclei familiari di ucraini. I numeri della povertà, secondo i riscontri del Comitato Croce Rossa di Palmanova, in particolare della sezione Sportello Sociale, che ha il compito di seguire le persone in difficoltà economica, sono allarmanti. I viveri che vengono distribuiti ai bisognosi provengono da AGEA, Banco Alimentare e donazioni private, nonché raccolte organizzate dagli stessi volontari. Beni di prima necessità per l'igiene personale e per la pulizia della casa, ma c'è anche lo sportello vestiario, dove vengono consegnati abiti in ottimo stato, ma anche articoli per l'infanzia, materiale didattico, giochi. Ovviamente per la dignità delle persone bisognose i materiali devono essere in ottimo stato. La consegna alle persone in difficoltà viene in via Taglio a Palmanova e lo sportello è aperto 2 volte alla settimana, il martedì mattina e il venerdì pomeriggio, per seguire le famiglie ucraine. La povertà è aumentata in termini di numero e come periodicità, spiega Gabriella Marcon, volontaria delegata al sociale, in comune accordo con i servizi sociali. Ogni mese vengono consegnati mediamente 220 pacchi spesa. Al momento languono le riserve di latte. Il Covid sono 1.302 contagi registrati nelle ultime 24 ore su 6.248 tamponi tra antigenici e molecolari, 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, 221 negli altri reparti, 2 decessi, 1 a Gorizia e 1 a Pordenone. Pochi vaccini e soprattutto contagi in salita, come avete sentito anche dai dati, ma senza importanti effetti al momento sugli ospedali. Il direttore di Asugi, Antonio Poggiana, e il vicepresidente Riccardo Riccardi fanno il punto sul Covid e sui possibili sviluppi nelle strategie vaccinali. Sentiamo. La situazione Covid in questo momento è abbastanza stabile, c'è stato un aumento nella curva ma pare si stia già appiattendo. I casi comunque sono non gravi come le ondate precedenti. La campagna vaccinale sta proseguendo a ritmi comunque più contenuti rispetto alla prima esplosione.
Se i dati del contagio al momento si muovono in maniera diversa rispetto allo scorso anno, resta il nodo dei vaccini e in questo senso resta la questione degli hub ormai sottoutilizzati. Noi l'esperienza che abbiamo maturato ci consente di aprire strutture anche in pochi giorni, dipenderà molto dalla domanda. Cioè, noi abbiamo una limitata disponibilità di professionisti ed è chiaro che noi dedichiamo i professionisti in funzione di una domanda. Non possiamo aprire delle strutture sottraendo medici, infermieri ad altre attività se poi questa domanda non c'è e si troverebbero a fare ben poco. Quindi dobbiamo concentrare le strutture in funzione di quella che è la domanda, che io mi auguro sia alta, anche se vediamo, e oserei dire, mi pare anche giustificato con tutto quello che è accaduto nel comportamento della persona, però la stanchezza vaccinale è un tema che è all'ordine del giorno. Fa tappa al TR di Villesse l'iniziativa itinerante Uniti per la sicurezza stradale, sapere è meglio che improvvisare. Nel corso dell'evento sarà possibile effettuare prove gratuite di guida sicura, ammirare da vicino gli automezzi della Polizia di Stato e Polizia Locale. Sentiamo. Per il secondo anno consecutivo il TR Shopping di Villesse ospita l'evento dedicato alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Nato dalla volontà del promotore Massimiliano Bertocci, che ha visto l'appoggio e la collaborazione della Polizia di Stato anno dopo anno, poi si sono aggiunte anche autorità e le forze dell'ordine locali. Sarà possibile effettuare prove gratuite di guida sicurezza automobilistica e per i più piccoli partecipare al campo scuola bike, imparare i cartelli stradali a cura della Polizia Locale di Villesse, di Gorizia e dell'Automobile Club Gorizia, assistere anche agli interventi e alla proiezione di filmati sulle dinamiche degli incidenti stradali e ammirare da vicino gli automezzi della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Un'iniziativa che ci consente di essere vicino sia ai ragazzi che oggi parteciperanno a questa lezione, condivisione di contenuti per la sicurezza stradale, ma anche la possibilità per la gente comune, i visitatori di questo centro commerciale, che potranno avvicinarsi a noi e ai nostri strumenti, quelli che utilizziamo su strada, proprio per reprimere le condotte più gravi, quali la velocità o comunque l'uso del telefonino. Queste condotte sono quelle più gravi che creano purtroppo la maggior parte degli incidenti. Chiaramente la distrazione alla guida è dovuta al pensiero che siamo sicuri all'interno del nostro veicolo, ma in realtà dobbiamo concentrarci sulla guida e basta. Irrigazione, attività di difesa idraulica del territorio, energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale da siti inquinati, attività di dragaggio in aree lagunari e portuali, manutenzione della viabilità lagunare sono alcuni dei temi toccati nel corso del convegno che si è svolto ieri nel Salone del Popolo del Castello di Udine, promosso dall'ANBI, ovvero l'Associazione Nazionale Bonifica Italiana del Friuli Venezia Giulia. In questo contesto è intervenuto l'assessore regionale Stefano Zanner, che ha lanciato un appello per riuscire a garantire un sistema irriguo che dia risposta alle esigenze attuali, a partire dalle emergenze come la siccità e l'approvvigionamento idrico. Ha detto Zanni, è necessaria una visione corale. Passiamo allo sport con l'impresa di Jonathan Milan, che ha conquistato la medaglia d'argento nella gara ad inseguimento. Parliamo di ciclismo, è come se fosse un oro, e dice la madre, intervistata dal nostro Daniele Paroni. Sentiamo. Jonathan Milan entusiasma ancora, questa volta nella prova inseguimento in Francia, e sono con la mamma Elena Pezzetta. Un'altra bella soddisfazione. Si è impegnato tantissimo, con il quartetto porteranno a casa la medaglia d'argento, ha dato tutto se stesso per il bene del gruppo e questo lo gratifica sempre parecchio, perché lui quando c'è da adoperarsi per un obiettivo comune dà sempre il massimo, così come ha fatto nella sua prova, nella sua specialità, quella dell'inseguimento individuale. Si è trovato in finale con Filippo, il suo compagno di squadra e il suo compagno di tante avventure in questi ultimi 2 anni, e sicuramente porta a casa una medaglia d'argento che però per noi è come un oro. Vi siete sentiti al telefono, ovviamente. Cosa ha detto? Ma allora, lui ci ha fatto anche una videochiamata subito dopo la prova, era parecchio stanco perché comunque è una prova dove in quei 4 minuti dai non tutto di più. Però a lui ha fatto molto piacere vederci, che eravamo tutti radunati, ci ha visti, e questo insomma a lui ha fatto molto piacere, perché e comunque lo sapeva che eravamo lì per lui a fare il tifo.
Appuntamento su Telefriuli 14:45, Supercoppa Carnica, sentiamo. Ritorna la Supercoppa Carnica vinta nel 2019 prima dello stop Covid dal Cavazzo, ed è proprio il Cavazzo a tentare di portare a casa un altro trofeo dopo la conquista dello scudetto. Per farlo però dovrà vedersela con il Villa, detentrice della Coppa Carnia, conquistata nella finalissima contro la Folgore lo scorso agosto a Tarvisio. Gli arancioni sono inoltre gli unici ad aver battuto il Cavazzo proprio nel cammino di Coppa prima della finale. Il divario in campionato tra la prima e la seconda è stato notevole, di ben 21 punti, 49 quelli conquistati dalla squadra di Ottobelli, 70 su 72 a disposizione quelli portati a casa dall'11 di Mario Chiementin. Insomma, ad Ampezzo questo pomeriggio sarà spettacolo, fischio d'inizio alle 15, dalle 14:45 la diretta su Telefriuli. Non ci sono altre notizie, l'informazione torna alle ore 19. Buon pomeriggio a tutti.